Vincere per mantenere la testa della classifica, questo l'obiettivo della Reggio Ravagnese alla vigilia dell'insidiosa trasferta di Castrovillari. La squadra di Mister Misidi si presenta al Mimmo Rende forte dei 6 punti conquistati nelle prime 2 uscite in campionato di fronte ai lupi del Pollino, reduci dal successo esterno per 2-1 in casa della Paolana. Vediamo allora la formazione ospite per affrontare questa sfida. In porta Civa Currà, difesa Maesano, Scoppetta, Foti, in mediana Urruti, Di Biase, puntoriere, in avanti De Leon, Baldè e Gatto. Partiamo allora col film del primo tempo dopo 7 minuti, occasione Reggio Ravagnese, calcio d'angolo di Di Biase, il pallone finisce in mezzo all'area, Foti arriva, Foti colpisce la traversa, poi Baldè rovesciata, la mette direttamente sul fondo, occasionissima per la Reggio Ravagnese, doppia, rivediamo la gran craniata centro area da parte di Foti e poi il tentativo di Baldè che si spegne fuori, minuto 19, puntoriere per Gatto in profondità da Baldè che brucia il diretto avversario, il tocco viene contenuto dall'estremo difensore, poi il secondo è quello giusto che vale lo 0-1, si sblocca il risultato, Reggio Ravagnese avanti, ancora una firma, un acuto di Baldè, minuto 38, ancora Gatto, ancora Baldè che libera il motore, lo sprigiona con tutti i cavalli, poi il sinistro finisce oltre la traversa al minuto 41, il Castrovillari con l'imbucata per Surace va a calciare in area di rigore, pallone contenuto da Currà in presa bassa, minuto 43, calcio d'angolo di Novello, viene spazzato sui piedi di Maesano, arriva questa conclusione che sfiora l'incrocio dei pali, chiude in avanti il Castrovillari, minuto 46, Novello va a triangolare con Holmquist, poi a calciare, la conclusione si trasforma in un assist per Surace che si gira, gran risposta di Currà, si mette col corpo di fronte al pallone ed evita il possibile pareggio dei lupi del Pollino, finisce così il primo tempo, Castrovillari 0, Reggio Ravagnese 1, decide Aliou Baldè, inizia la ripresa, minuto 49, cross dalla destra, il pallone per Surace che in girata scheggia la parte alta della traversa, minuto 50, cross dalla sinistra, stavolta è Abachi che in area di rigore appoggia su Alcolado, spara alto, minuto 55, entrano Arcuri e Verduci per puntoriere Gatto, minuto 71, il Castrovillari cerca in tutti i modi di pareggiare, calcio d'angolo, brividi per la porta avversaria, si divora letteralmente la rete, Novello a 1 centimetro, a un passo dall'1-1, 74esimo entra Baima per Foti, 81esimo entra Gomez per Baldè, 87esimo la Reggio Ravagnese chiude in zona offensiva la partita, punizione di Baima, il neoentrato la disegna per Gomez che non arriva all'appuntamento col possibile raddoppio, ma ciò che più conta è che al triplice fischio la Reggio Ravagnese vince ancora, lo fa per 0-1 in casa del Castrovillari e rimane primo in classifica, decide il gol dell'ex Marina di Ragusa Aliou Baldè. Un cordiale saluto amici di Wii Sport e come sempre alla prossima.